Lavori sulla linea Adria-Mestre, scoppia la polemica sui bus sostitutivi non accessibili ai disabili. Il consigliere Montanariello dice è vergognoso, la regione replica si tratta di un errore, i bus ci saranno. Mentre si attende l'esame autoptico sul corpo del 38enne che si è suicidato in carcere, è stata aperta un'inchiesta sulla vicenda scaturita dopo il blitz in via Piave. A Tessera un passeggero è atterrato in aeroporto dalla Cina con 100 kg di pesce avariato e altri alimenti in decomposizione nelle valigie. La merce è stata sequestrata. All'isola del Lazaretto Nuovo di Venezia la riflessione sul Covid e le pandemie nella storia dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro al presidente di AIFA Palù, il coro unanime investire sulla sanità pubblica. Continua a tener banco a Venezia il dibattito sulla regolamentazione degli affitti turistici. Cafarsetti lancia un appello al governo perché si diano più poteri alle amministrazioni locali. Riemessa l'ordinanza comunale che obbliga a portare a mano biciclette e monopattini in determinate zone centrali di Mestre a partire da Piazza Ferretto. Il Veneto si candida ufficialmente a Regione Europea per lo Sport 2024, binomio indissolubile con la nostra identità. Dopo Milano-Cortina un altro obiettivo da raggiungere. Ben ritrovati, eccoci in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dalla polemica relativa ai lavori sulla linea Adria-Mestre. I bus sostitutivi non sono accessibili ai disabili. Il consigliere Montanariello attacca, è vergognoso, dice, ma la regione si difende. Si tratta di un errore e annuncia i bus ci saranno. Appare questo volantino dove dicono che il treno sarà sostituito da un bus per lavori che saranno fatti e c'è scritto chiaramente che al seguito non sono accessibili agli utenti su sedia a rotelle. A breve sarà interrotta la circolazione ferroviaria per i lavori di potenziamento della linea Adria-Mestre e i bus sostitutivi, come si legge in questo volantino di Sistemi Territoriali e Infrastrutture Venete SRL, non saranno accessibili alle sedie a rotelle. Una comunicazione che ha preoccupato in particolare una signora disabile di Campagna Lupia, che utilizza il treno per raggiungere il posto di lavoro e che ha fatto infuriare, dopo segnalazione della segretaria del Circolo PD Bressanin, il consigliere regionale che ha presentato un'interrogazione. Se il treno, che è un servizio pubblico locale, tu lo sostituisci col bus, non puoi chiamare il bus privato che non ha questi requisiti, ma devi chiamare un bus che può fare trasporto pubblico locale. Lo dice la legge regionale 25, insomma, viva tutti. Detto questo, oggi ci vengono a dire, hanno tentato di replicarmi dicendo che c'è un errore nel volantino. Non è vero, non è un errore, state mentendo, è bugia. Perché avete replicato, avete risposto alle email della persona disabile che io ho e ne sono in possesso, confermando che se vuole il servizio lo deve prenotare 48 ore prima. E quindi ribadisco che se qualcuno si sogna di dire che è un errore si deve vergognare, perché non è un errore, lo hanno scritto anche nelle mail. E a questo punto io chiedo al presidente Zaia, visto che gli piace dire che siamo il Veneto dei fenomeni, il Veneto eccellente, che prenda una posizione, presidente, non ci infischi sempre, almeno sulla disabilità, prenda una posizione, mandi a casa l'assessore De Berti, mandi a casa la governance di queste aziende. Chi si rende complice e prova a giustificare l'ingiustificabile per me è complice. Qua parliamo di fasce deboli, non di politica. La regione ha immediatamente affrontato la questione. Prefetture venete mi hanno garantito che la signora potrà recarsi al lavoro utilizzando gli autobus muniti di pedana, che le confermeranno, le garantiranno il servizio. E così l'azienda ha confermato anche in un comunicato diffuso nel pomeriggio. De Berti poi evidenzia un aspetto fondamentale. Il fatto che i sistemi territoriali non è in grado di assicurare un servizio adeguato, è per questo che abbiamo fatto la gara. La gara è stata impugnata, vinta da Trenitalia, impugnata da Arriva. Il 14 di giugno c'è l'udienza. Io auspico e mi auguro veramente che il giudice decida definitivamente ripartire in un tempo breve con un servizio adeguato all'utenza. Veniamo alla cronaca. Mentre si attende l'autopsia sul corpo del 38enne che si è suicidato in carcere, è stata aperta un'inchiesta sulla vicenda scaturita dopo il blitz in via Piave.
La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Bessem Degaci, il 38enne tunisino detenuto già in semilibertà che si è tolto la vita nella sua cella di Santa Maria Maggiore all'indomani della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare per fatti di droga risalenti al 2018. Bessem faceva parte dei 27 arrestati nel maxi blitz antidroga dei carabinieri in via Piave a Mestre. Ricevuta la notifica, il 38enne ha chiamato la moglie in preda alla disperazione, poi il gesto estremo, nonostante i tentativi della donna di avvisare il carcere. Era sotto gli occhi di tutti che Bessem si stava impegnando per cambiare vita. Dalla cooperativa al cerchio in cui lavorava lo descrivono come il dipendente che ogni datore di lavoro vorrebbe avere. Ma evidentemente la consegna di quella notifica gli ha fatto credere che i suoi sforzi fossero stati vani. Sul caso indagherà il pubblico ministero che nel frattempo ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo che sarà eseguita lunedì. Esame importante per stabilire l'ora della morte, elemento su cui insistono i familiari convinti che il loro caro potesse essere salvato. Ma non è l'unico interrogativo sulla vicenda. Ci si chiede per esempio come mai sia arrivata quella notifica a distanza di 5 anni e come nonostante i numerosi appelli sulla carenza di organico in tribunale ancora manchi personale. Come temevano molti residenti di Via Piave, il giorno dopo la maxi operazione dei carabinieri si vede chi consuma sostanze all'angolo di una strada e un via vai continuo di gruppi di stranieri seduti a terra e appostati dietro ai cassonetti. Queste alcune foto inviateci dai telespettatori. Intanto in Via Fiume, seduto sotto all'insegna della lavanderia self-service, all'angolo con Via Piave, c'è un giovane a terra con la siringa al braccio e quando gli viene chiesto se abbia bisogno di qualcosa dice che gli servirebbe solo avere un po' di salute. Quindi ancora immagini, lo vedete, che arrivano da Via Piave, eloquenti purtroppo della situazione. Ora a Tessera, dove un passeggero, pensate, è atterrato in aeroporto dalla Cina con 100 kg di pesce avariato e altri alimenti in decomposizione nelle valigie. La merce è stata sequestrata. È atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia con delle valigie che contenevano 100 kg di pesce avariato e altri alimenti in stato di decomposizione, probabilmente destinati al commercio. Il passeggero, un cittadino cinese proveniente da Pechino, e i suoi singolari bagagli con un quintale di pesce sono stati fermati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza su segnalazione dell'Ufficio delle Dogane dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. A tutela della salute pubblica, le merci avariate sono state confiscate e consegnate alla società del gestore aeroportuale per la loro distruzione. Torniamo ora a parlare di pandemia, un bilancio sulla gestione dell'emergenza Covid e uno sguardo agli errori che non si dovranno ripetere. All'isola del Lazzaretto Nuovo un incontro appunto sulla pandemia con alcuni dei maggiori nomi della sanità italiana. Ecco, forse parlare di errori o di quello che è successo, probabilmente ci siamo trovati scoperti con la sanità territoriale, che era un presidio che tra l'altro questa regione più di ogni altra ha mantenuto, quindi senza intasare i pronti soccorsi, perché poi da lì il virus si è diffuso rapidamente. Come è stata affrontata l'emergenza Covid e qual è la lezione che il nostro sistema sanitario non deve dimenticare? Ora che il tempo ci sta allontanando dalla pandemia, si può anche iniziare a ragionarne in termini storici e da questo punto di vista pochi luoghi sono suggestivi come l'isola del Lazzaretto Nuovo, uno dei centri strategici creati dalla Serenissima nel nord della laguna di Venezia per combattere la diffusione della peste. Guardare nei secoli scorsi come i nostri antenati della Serenissima affrontavano questo tipo di problematiche è un modo per cogliere una continuità nella storia. Dal 2019 Silvio Brusaferro è presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e dal marzo 2021 portavoce del Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza epidemiologica del coronavirus. Cosa abbiamo imparato da questa pandemia? Una delle cose più importanti credo sia quello che è molto importante investire nella prevenzione e di investire anche quando i problemi non li vediamo. E quando agisce tendenzialmente tende, quando ha successo, a rimuovere il problema. Ma il fatto che il problema non c'è
vuol dire che funziona e quindi dobbiamo continuare a investire su questo tipo di tematiche. All'isola del Lazzaretto Nuovo oggi ci sono anche i disegni realizzati dai bambini del Veneto durante il lockdown. Sono soprattutto loro che vedranno la pandemia con gli occhi della storia, come è stato significativamente titolato il convegno, cui ha partecipato anche il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù. Sarebbe una tragedia che non imparassimo dagli errori o che le calamità non ci dessero una lezione. Qual è la lezione? La lezione è di andare a cercare, prima che arrivino, il virus, il batterio, l'agente pandemico, prima che ci colpisca. Quindi investire in studi e ricerche. E continua a tenere banco a Venezia il dibattito sulla regolamentazione degli affitti turistici. Cafarsetti lancia un appello al governo perché si diano più poteri alle amministrazioni locali. In Italia le città metropolitane sono 14 e tutte chiedono la stessa cosa al governo sul tema degli affitti brevi. Venezia è soddisfatta della bozza di regolamento fatta circolare dal ministro Santanchè nell'ultima riunione, ma chiede che i comuni vengano concessi più poteri sulla materia. Un potere dato ai comuni di intervenire sulla materia. Oggi i comuni questo potere non lo hanno ed è evidentemente un problema. L'intervento dei comuni deve essere ovviamente non punitivo, non discriminatorio, non deve ledere i diritti acquisiti, deve però evitare che da qui ai prossimi 20 anni il grosso degli appartamenti che si liberano per morte o per abbandono dell'appartamento stesso finiscano solo unicamente nel mercato turistico. E insieme a una regolamentazione sugli affitti che torni di più nelle mani dei comuni, occorre aggiungere altri strumenti che contribuiscano a tutelare le città. Che è riportare il lavoro nelle città storiche, riportare le funzioni nei centri storici e dall'altra parte anche riqualificare il patrimonio comunale abitativo dei comuni in Italia, e anche su questo chiediamo appositi finanziamenti al governo. Vanno bene il registro unico nazionale, la permanenza minima di 2 giorni prevista dal governo, ma ora serve un passo in più, per esempio avere un potere specifico in alcune parti della città. Basta una frase molto semplice: i comuni metropolitani o i comuni ad alta tensione abitativa possono introdurre particolari limitazioni o regolamentazioni su porzioni del territorio o su tutto il territorio comunale. Dopo le numerose segnalazioni sulla pericolosità del passaggio di biciclette e monopattini nelle zone più frequentate dai pedoni a Mestre, il sindaco Brugnaro ha toccato la situazione con mano quando si è trovato a fermare alcuni ciclisti in via Poerio che pedalavano tra i passanti. Per questo è stata emessa una nuovamente l'ordinanza con le precisazioni delle aree solo pedonali e ciclopedonali con tanto di mappa dettagliata. Verrà anche implementata la cartellonistica che regola la viabilità ciclopedonale nell'area e gli stalli per le biciclette. E nei prossimi giorni la polizia locale sarà impegnata in un'attività di sensibilizzazione. Questi i provvedimenti. Ci fermiamo adesso per un rapido break, torniamo tra poco. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Allora, presentata questa mattina a Venezia la candidatura della nostra regione a riferimento in Europa per lo sport il prossimo anno. Il dossier è pronto, in perfetta sintonia con l'assegnazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, numerosi i sostenitori di questa candidatura. Nella pratica sportiva il Veneto è al secondo posto per numero di tesserati e al terzo per numero di società, mantenendo una posizione di rilevanza a livello nazionale. Da questa mattina a Palazzo Barbi a Venezia è stata ufficialmente lanciata la candidatura del Veneto alla Regione Europea dello Sport per il 2024. Si tratta di un riconoscimento proposto da Access Europa, associazione non profit con sede a Bruxelles, che opera in sinergia con la Commissione europea. La candidatura del Veneto è proposta dalla Giunta regionale, come spiega l'assessore allo sport Cristiano Corazzari. È una grande opportunità per la nostra regione e il Veneto è una regione di sport e di sportivi, quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline, decine di migliaia di società sportive e di realtà che operano anche nel mondo del volontariato legato allo sport. Si tratta di un valore eccezionale per la nostra comunità in termini di qualità della vita, di prevenzione delle malattie, di miglioramento anche del rapporto di coesione sociale.
Ci sono poi i grandi eventi nella nostra regione. Le Olimpiadi di Milano-Cortina che ci aspettano nel 2026, fortemente volute dal Presidente Zaia. Con questa candidatura andremo a promuovere un programma di valorizzazione di tutto ciò che è sport del Veneto, sia in termini di attività, sia in termini di pratica sportiva e in termini anche del nostro patrimonio impiantistica, e speriamo naturalmente che questa candidatura metta al centro lo sport del Veneto. Ecco come è nata la candidatura del Veneto, ora al via i primi sopralluoghi della Commissione agli impianti a partire da lunedì. Rosanna Conte, veneta di Treviso, non si è fatta scappare questa idea, pertanto si è impegnata immediatamente parlandone sia con l'assessore sia col Presidente della Regione Zaia. E quindi la candidatura è partita da Bruxelles, è arrivata qua nel Veneto, hanno fatto un ottimo lavoro l'assessore Corazzari, e pertanto possiamo dire che a Bruxelles, al Parlamento europeo, a dicembre quasi sicuramente ci sarà presente la Regione Veneto. Parliamo di scultura ora, perché l'opera del veneziano Giorgio Bortoli è finalmente arrivata nel cuore di New York, inaugurata con una cerimonia ufficiale a cui ha preso parte la comunità italiana, nonché una delegazione veneziana. Grandissimo il successo di questi primi giorni dell'esposizione. Per lo scultore veneziano Giorgio Bortoli si chiude l'impresa, un percorso iniziato 20 anni fa. La sua scultura, Torre di Luce, è finalmente esposta al Meucci Garibaldi Museum di New York e rappresenta, tra vetro e acciaio, l'amicizia tra Venezia e New York. Un successo, centinaia di persone nel parco del museo, ben cinque sindaci di municipalità di New York, tantissima gente, soddisfattissimo. 2 città d'acqua, 2 città verticali, Venezia e New York, campanili e grattacieli, vetro e acciaio. In cosa consiste l'opera? Consiste in una torre, un'archiscultura così definita dal magnifico rettore Follin, un incrocio tra architettura e scultura, campanile di San Marco contenuto nel Metropolitan Life Tower di New York. Le due torri, una dentro l'altra, l'acciaio e il vetro. Venezia, il vetro, e New York naturalmente l'acciaio. Questa conclusione rappresenta un sogno inseguito e finalmente realizzato dall'artista con tenacia e passione. La scultura viene fatta a Marghera, viene portata a Venezia nel Canal Grande con la Regione del Veneto, Palazzo Ferrofini, esposta in biennale, e sono oltre 20 anni di movimentazione, di percorso itinerante. Arsenale, dicevo, biennale, Burano, poi sono arrivati i pompieri eroi di New York, aeroporto parecchi anni, nel Padovano, Veneto orientale, ad arrivare ad Aviano. È un significato, un rafforzamento tra l'Italia e l'America, tra la nostra grande comunità di italo-americani che se l'aspettavano da tempo. Poi abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto la guerra, ci ha rallentato questi ultimi 2 anni, però ce l'abbiamo fatta. Era l'ultimo servizio per questa sera, grazie per essere stati con noi. Tra poco, come sempre, l'edizione di Treviso. Adesso andiamo a vedere che tempo farà domani. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La pressione aumenta un pochino, ma aspettiamoci ancora una locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 9 giugno. Sul Veneto, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, avremo nubi irregolari, anche consistenti, specie sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura. Probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in rialzo e afa in aumento, minime tra 14 e 20 gradi, massime tra i 25 e i 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo poco nuvoloso. A seguire temporali sparsi in montagna, come ci mostra la grafica, localmente fin verso la pianura. Meno probabili, ma comunque non esclusi sulla costa.
Temperature minime sui 16-18 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Trentino Alto Adige, dove sarà infine soleggiato, ma permarrà la possibilità di isolati rovesci pomeridiani. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.